Eccoci qua, carissimo pubblico che ci Bentrovati, ascoltate in centinaia eccoci. di milioni. Un po' Siamo meno, arrivati dai. a centinaia di 50 milioni, 40, Un 30 po' milioni, meno, vabbè, come sia un po' sia. meno, un po' meno. Qui c'è il vostro coraggioso Totino che... Che coraggioso, ma che sono- coraggioso ragazzi, l'altro giorno ti ho visto correre per un'ape in tutto lo studio, ma guarda, Correre, questa io- te la dovevo dire Vabbè, questa, guarda. lo sai l'ingrediente di No, oggi? parlami di questa cosa ragazzi, Dai. visto che fai tutto sempre lo spell, coraggioso, cioè c'era un'ape, ma una Allora, cosa proprio- allora, ma forse non era li- neanche un'ape. L'ingrediente di oggi, No, volevo racconta dire, racconta l'ingrediente le di oggi, Guarda, sei proprio un coniglio, te lo devo dire. Sei appunto, proprio un l'ingrediente di oggi coniglio. è il coniglio. È il coniglio. E sei tu, quindi, Il un caso coniglio, io- sei tu, un vabbè, coniglio. vabbè. Scusate, ma io dell'ape ho È paura. un vabbè. coniglio, ma guarda, Vabbè. veramente. Ma... D'accordo, allora facciamo 3 ricette a base di coniglio. Sì. Facciamo delle fettuccine con il ragù di coniglio. Ragù di coniglio? Ci stai? Sì, Fettuccine ci sto, all'uovo. ci sto. Le potevamo fare noi, ma stavolta L'abbiamo le comprato al comprate così. supermercato, ma Poi sì. facciamo un coniglio alla cacciatora Ok. e un coniglio all'ischitana. All'ischitana. Ischitana, vetterana, ischitana, L'ischitana, vatterana, quindi capito? Ischia. Ischia, brava. Allora, iniziamo con la preparazione del ragù. Va Prima bene, di tutto, mi dai. porgi l'olio? Certo. Grazie, sei molto A gentilmente. te. Dato che noi abbiamo sempre il problema tempo, cosa facciamo? Che ne so, che Abbiamo già facciamo? fatto un trito di Ok. sedano, carote, cipolla. Ti Cipolla. piacciono questi qui? Carini, Sono li hai comprati eh? adesso Sì, questi? mi dai un cucchiaio? Carini. Grazie. Ecco, mentre l'olio sta bello affriggendo Friggendo. e la pentola sta abbolliciando, perché dobbiamo fare la pasta, intanto prepariamo il ragù, Sì, sì. che andiamo a preparare in this way. Come? Mettiamo una bella cucchiaiata di soffritto che abbiamo precedentemente tagliato, Ok, capito? ok. Ecco qua. E qui abbiamo del macinato di coniglio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dei pezzi del coniglio e l'abbiamo macinato, Sì, abbiamo fatto un tritato, sì, dato che ok. dobbiamo fare un ragù rosso di coniglio. Sì. Anica! E che? devo dire, Come va? Anica, È vero? elegante. C'è Quando la vede lui- Oggi non l'ho salutato, allora La devo nostra salutare camera 4, la Anica. camera di Desiree. La Ciao mia. camera. La mia camera. Ciao camera. Hai finito? La camera centrale. Ciao camera. Ah, capito. E lei. La camera dall'alto è Apicida, l'ho salutata prima. Apicida, va bene. Qui sta soffriggendo, Sì. mentre soffrigge ci andiamo a mettere il tritato di coniglio. Ok. Così. Tu lo sai che un primo piatto famosissimo sono le pappardelle al sugo di lepre, No, non quelle lo a sapevo, cacciagione, sai? sì. E noi invece facciamo fettuccine al sugo di coniglio. Bene, Va interessante bene. questo. Facciamo un po' di sale, glielo andiamo Questo a è del mettere tritato così. di coniglio, giusto? Oh yes. Oh yes. Bene, quindi Ecco qua. soffrittino, tritato di Soffrittino, coniglio e lo facciamo andare avanti. Lo facciamo andare un po' Dopo che avanti. la cottura si è cotta, d'accordo, poi andiamo ad aggiungere altri ingredienti che ti farò vedere Mi farai quali vedere sono. come sono, quali sono. Nel frattempo ti ho detto che faremo la ricetta del coniglio alla cacciatora Sì. e del coniglio all'ischitana. Dai, ci D'accordo? sono pronta. Ci sei? Sì. Finiamo questo, così lo lasciamo andare. Bussano, vedi chi è? Dov'è? Ero io, l'ho fatta. Mi vengono così, secondo me vengono così quando uno è... Va bene? Ecco qua. Tra l'altro devo dirti che è un sugo abbastanza magro perché la carne di coniglio è una bianca, carne no? bianca, Carne una bianca, carne delicata. magrissima sì. proprio, Sai che c'è chi magrissima. fa distinzione fra coniglio selvatico E c'è, coniglio? e hanno due sapori È vero o no? totalmente diversi. È vera questa cosa, Sì, confermi? certo, il coniglio d'allevamento è un coniglio che cresce allo stato bravo, no? Brado, brado. Sei raffreddata? Brado si dice, Sei si raffreddata, dice è raffreddata. Così, va bene. Certo, la cacciagione è tutta un'altra cosa, si chiama selvaggina perché come te sai baccia. Selvaggio, io no sono dai, normale, non sono è selvaggio, dolcissima, non è è vero. camera centrale. è Normale, buono, è buono. normale, non esageriamo. Allora, guarda qua, questo sta andando avanti e lo facciamo andare. A questo punto che siamo quasi
in cottura. cottura, Che metti questa cos'è? aggiungiamo Salsa di pomodoro? salsa di pomodoro. Sì. Bella abbondante perché dobbiamo fare godere il palato. Bene. Quindi abbondante salsa di pomodoro E così. E prepariamo il nostro ragù. e prepariamo il Capito? nostro ragù. E lo mandiamo qui, la sua Quindi tre non quarti ci va dorata. non ci va il concentrato, giusto? No, solo salsa di Salsa di pomodoro, pomodoro. così. Qui la sua tre quarti dorata di, Guarda di che hai cottura. fatto, guarda che hai L'ho fatto. visto, l'ho Ah, visto. Tre quarti d'ora. Ma guarda che sono bellini poi. Oh, inquadrali, guarda. Che sono cos'è? anche simmetrici, Ma guarda. insomma. Dai. Ok, fa. Allora. Poi, Lui cucina perché deve cucinare, avrà il suo tempo di cottura, ma come per magia, lo abbiamo pronto. brava, perché Però- l'abbiamo preparato prima. Però voglio che me lo spieghi come va a finire questa Te l'ho cottura. detto, ci sono almeno 40 minuti di cottura. 40 minuti così, senza fuoco aggiungere lento, più senza nulla. niente, poi correggiamo. Giusto, correggiamo. Se c'è da un po' di correggere anche sale. l'acidità Sì. del pomodoro perché può essere acido, aggiungiamo un pizzico di bicarbonato o dello zucchero come volete, io preferisco il Esatto, bicarbonato. correggiamo. Se c'è da correggere, Se c'è da così. correggere, se ma è noi lo tutto togliamo giusto. perché lo abbiamo pronto. Ah, va ok, bene, e va lo bene. mettiamo qua. Lo vuoi vedere quello pronto? Dai, fammelo vedere. Lo vuoi vedere quello pronto? Guarda, dammi un cucchiaio, Pronto, dammi un vedi, cucchiaio. uguale praticamente. Dammi un cucchiaio, eccolo qua. Solo che ha cotto, Bello diciamo, stretto. abbondantemente, bello stretto, Ed è quindi qua. questo lo mettiamo da parte, giusto? E questo lo mettiamo da parte. Adesso ci E questo prepariamo non ci serve più. un bel coniglio alla cacciatora. Alla cacciatora, dai, Alla com'è? cacciatora facciamo così. Prendiamo la padella e la mettiamo sul fuoco. Va bene? Prendiamo dell'olio, grazie. Sì. Questa volta non mettiamo il soffritto. Ma la cacciatora è la moglie del cacciatore? Eh? La cacciatura, la moglie del Esatto, cacciatore. esatto. Sì o no? Va bene, sì, dai. Alla No, è una cacciatora. domanda. E andiamo a mettere il soffritto. Avevo detto non mettiamo, invece E invece mettiamo lo il metti. solito soffritto. Allora, coniglia alla cacciatora, quindi olio, soffritto di sempre uguale, Sempre carota, uguale, cipolla carota, e sedano sedano. e cipolla. Bene. Mhm. Mandiamo a tutta birra la cottura. Sì. Nel frattempo l'acqua bolle e noi la diminuiamo un poco. Guarda che bello. Senti come sfregolia. Mi fai un recap di quel ragù che ho fatto per poi vediamo se sei preparata? Allora, niente, no, il ragù è semplicissimo, dai. Dai, dimmi. Si può fare. Dimmi. Abbiamo soffritto un po' di preparato. Che cos'è questo? Carote, sedano e Carota, cipolla. sedano e cipolla. Abbiamo messo del ragù di coniglio. Sì. E basta, abbiamo aggiunto la salsa di pomodoro. Brava. E l'abbiamo fatto cuocere per almeno 3/4 d'ora. abbiamo Adesso detto. prendiamo del rosmarino che è rigorosamente È sporco, certo, sporco chiaro. e lo andiamo a mettere Non sia mai. così. E lo lascio così. Molti lo lasci direbbero così. scusa, ma non fai il mazzetto perché poi può dare fastidio. A me piace Mi piace così. che ci sia un bello. Rosmarino profumatissimo. Ok. Senti che profumo. E andiamo a mettere dei pezzi del nostro coniglio. Coniglio. Cercando di mettere una coscetta, una spalletta. Un po' di tutto, dai. Poi mettiamo un po' di questo e un po' di questo e di questo, vedi? E andiamo a prendere abbondanza, un po' boom. Ok. Ok? E guarda che succede adesso. Adesso noi ci saltiamo questo bel coniglio così. E voilà. Che andiamo a fare la reazione. La reazione. Di Maillard. Ormai lei è una magliardara che non ce n'è uguali. Non guarda. lo toccare, quando c'è la reazione di Maillard non si tocca. Brava. Così creiamo questa reazione di Maillard. Questo qui è il coniglio alla cacciatora. Dove noi andremo a versare. Guarda, mentre è bello alto di fuoco, mi dai Vino un rosso? cucchiaio, Questo un po' di cos'è? vino rosso, Un po' di vino rosso. red wine. Così. Senti la padella che dice, ma Ah, che sì. c'è? Cosa io? Lo senti il profumo? E aggiungiamo un po' di sale. Facciamo sfumare Bene il vino, là tutto bene l'alcolico. tutta la parte alcolica del vino.
giusto? E mandiamo avanti così. Aspetta, dobbiamo far vedere come. Me la dai una pinza, me la dai una pinza, me la dai una pinza. Certo. Cosa fai vedere? Come? Esatto, guarda, dobbiamo girare i vari pezzi di coniglio così, così, così. Coniglio è una carne molto delicata, molto. Guarda, siccome quello non mi si poggia, me la prendi la forbice, ti faccio vedere una cosa. Perché mi deve poggiare, allora se non poggia, noi andiamo a tagliare questa parte di qua, così. E voilà. Hai visto? Cosa facciamo? E guarda come sta andando. Guarda come sta andando. Perciò tu hai detto che io sono un coniglio. Ma dai, si Ma dice tu lo sai così, che una sei un volta coniglio, nel Serengeti che ho fatto il safari, che mi hanno detto tu safari, se lo so fare. E sono andato a fare i safari che non ci credevano. Nel Serengeti è dove migrano le mandrie di gnu. Che hai fatto tu? Gnu. Raccontami. Allora, lei dice che ho paura delle api, ho paura di mentre le gnu attraversavano e c'era ignoranti, insomma, perché era uno gnu un poco così, Che cos'era il padre? era quello, ignorante. no? Se non che mentre c'erano gli gnu, che voi ci crediate o no, e lo dico anche a te, Camera Centrale, e potrei dirlo anche alla camera tua, e lo dico alla camera tua, Sì. mi sono spuntati alle spalle 2 leoni, un leopardo, una iena Ma e un dov'eri? chihuahua. A Fasano forse È un eri? chihuahua, quale fasano? Quello che c'è il... Un chihuahua, allora i leoni appena visto il Ma che chihuahua sono dov'eri? scappati. Alla pergola eri, Sì, qua, va a bene, letto, allora no? tu Ma sei che stai invidiosa, dicendo? perché tu questa esperienza non l'hai Là mai in fatta. Africa, ma che aspetta, dici? Eri cioè, là? ero lì, quando i leoni mi sono arrivati alle spalle, Eh, io ho detto, i leoni! i leoni. E se non che arriva il chihuahua e scappano i leoni, perché era un chihuahua aggressivo. Mamma mia ragazzi, ho afferrato il chihuahua per la carotide, così no? Addirittura? Sì, lui aprì la bocca e mi stava per mordendo. Sì? Ti dico, guarda, altro che Pazzesco, coniglio. pazzesco. E poi mi sono che stai svegliato. raccontando? Poi mi sono svegliato. Ecco, era questo. Era un sogno. Ma ero nel Serengeti. Oppure era la A pergola. questo punto, vedi, guarda come sta stringendo il tutto, vedi? Lo vedo. Che è stretto, perché noi dobbiamo fare un'altra cosa in questo mentre. Facciamo stringere, stringendo cosa succede? Mi si posa, Il fondo di cottura. brava, e noi lo recuperiamo di nuovo, Dai. mettendo un altro po' di vino, così. Ci recuperiamo questo poco di fondo, guarda che crema che viene fuori, la vedi? Ed è a questo punto che aggiungiamo i pelati. I pelati, dai. Così, guarda. Siccome sono interi, io preferisco un po' smacioninarli, Smacionarli un riprendo po'. la forbice con cui ho tagliato il coniglio e faccio così, guarda. E li spezzettiamo un po', così. Vi consiglio di non farlo con le mani perché se vedi schizzano tutto il pomodoro pelato, mischini. Questi avevano il desiderio di avere i capelli, ma niente da fare. Sono pelati, non hanno capelli. Vabbè. A questa cosa che ho detto l'ha visto il nostro direttore autore Daniele, ha fatto così. Ah, per favore. Ecco qua. Il nostro, ecco qua. Andiamo ad aggiungere i pelati. Mi dai una marisa qua? Certo. Grazie. E andiamo a far scendere così. Vedi? Diamo una bella mescolata. E facciamo sì che si cocua dolcemente. Sì. Va bene? A questo punto non facciamo altro che aggiungere un pochino di pepe Un nero. po' di pepe nero. Yes. Così. Così. Mi dai anche un pochino di presemola? E lo spezziamo grossolanamente, così, guarda. Grossolanamente, così, visto? E ci prendiamo anche l'aroma del prezzemolo. E lasciamo sì che ora, in silenzio,
in a silenzio, fuoco lui a basso, fuoco basso. si fa la sua oretta di Ah, cottura. un'oretta, ma con coperchio o senza? Con Metti il coperchio, coperchio? lo mettiamo, guarda. Lo mettiamo, dai, allora. Mettiamo il coperchio. Tu lo sai come si dice in dialetto il coperchio? No, un moglio. Un commoglio, bravo, un commoglio. Ma tu ne conosci i termini siciliani? Abbastanza, sì, dai. Ah sì, e i Certo. proverbi siciliani li conosci? Ma sai che però quelli catanesi sono diversi da quelli Ma palermitani? io parlo di quelli lo sai? siciliani, ti dico un proverbio Dai, siciliano. poi andiamo in pubblicità. Ed è per te questo proverbio, lo Vai. dedico a te. Siciliano dell'entroterra siciliana. Vai. Roses are red, violets are blue, Ma questo è in sugar is inglese, sweet, che and so c'entra? are you. E dillo in italiano, in siciliano? Consigli per i consigli. Ciao, te, là, dai. Che cos'è? Bentornati. Vado a impiattare. Sì, no, stavo traducendo, Grazie, sì, grazie. avevo capito. Ti voglio far vedere una cosa, guarda. Guarda qua. Allora, Ti ricordi? You Senti. remember this? quindi questo dopo un'ora e mezza è diventato così, un'oretta, Capito? abbiamo Sì, detto, più o un'ora e meno mezza. Un'oretta, sì. Bene. Mettiamo questo qua così. Così. Questo qua così. Questo qua così. Coniglia la Mi aiuto, cacciatora, mi aiuto, mi molto aiuto. semplice, molto molto semplice, dai, Sì. pochi passaggi. Così. Questo lo spegniamo, cucchiaio grande, cucchiaio grande. Cucchiaio lo prendi- grande, mi sa che ce l'hai tu, Qua, cucchiaio qua, grande. qua. Cucchiaio grande. Ecco. Hai visto come la salsa come è Ho diventata? visto, ma perché così praticamente? Perché cuocendo assai perde tutta l'acqua Pazzesco. e diventa una bella salsa. Pazzesco, Mettiamolo pazzesco. lì. Pronto, pronto. Ecco qua. Coniglio alla cacciatora. Coniglia la cacciatora. Adesso allora, prepariamo adesso che quello facciamo? all'ischitana. All'ischitana? Veloce, veloce, guarda. Mentre nel frattempo la pasta bolle, ora gliela buttiamo giù la pasta. Dammi questo. L'olio. Mi dai l'aglio, mon amore? Un po' d'olio, spicchio Aglio. d'aglio. Aglio, così, facciamo così. E questo grossolanamente lo lasciamo così. Intero, guarda, intero, così. Lo spezziamo con le mani, così, così. E alla via così. La differenza fra l'ischitana e gli altri conigli è che il pomodoro deve essere fresco, rigorosamente fresco. Ok. Per cui facciamo questi tagli così. Così. E andiamo a togliere questo, che non glielo mettiamo, però lo conserviamo. Certo, la polpa, diciamo, Sì, dai. perché ne possiamo fare 1000 usi di questo. Mentre... Ma prendi il filetto, come abbiamo fatto l'altro giorno? Brava, sì. Mentre io sto facendo questo lavoro, Vuoi che ti tu mi aiuti? puoi aiutare a mettere il coniglio qua. Ah, metto il coniglio là. Ok, Sì. allora lo metto tutto, giusto? Sì, vai, vai. Questi pezzetti di coniglio, Tutto così. così. Adagiali, se non li fare schizzare. Ok, e questi li mettiamo Ecco. qui perché noi non buttiamo niente. No, conserviamo Questi dopo. sono buoni, che ne so, fai un brodetto, fai una qualunque cosa, va alla grande così. Scusa. Girali ogni tanto perché se la fiamma è troppo alta. Ma deve fare la maillard, scusa Sì, ancora. il sale metti. Devo girare subito, no? Dai, no, cucini tu, prima metti il Ah, sale. cucino io, va bene. Allora, Dai, cucini tu. ma come viene viene. No, deve venire bene perché cucini tu. Come vedi non mettiamo cipolla. Ecco, Un altro poco li potevi fare stare. vuoi mettere l'acqua anche nel frattempo? Dove? O no? Mettiamo la pasta, non l'acqua. La L'acqua pasta, c'è. scusa, ecco, vuoi mettere? La Sì, pasta? metti. Quanta ne metto? Ma mettine 4 nidi. 4 nidi. 5. Allora, sale l'hai messo lì? Non c'era il sale nell'acqua, credo di averlo messo. Sale c'era, va bene. Allora, Non guarda se si sta bruciando l'aglio.
gira questo così. Ora mi ci metti qualche cucchiaio messo bene, Ma però sicuro? dal lato. Qualche dal lato. cucchiaio? Mi metti 2 o 3 cucchiai di quel vino bianco. Questo è il Non vino lo mettere in bianco o è mezzo. un liquore? No, vino bianco, cioè è come si dice, un vino passito, vero? Un passito. Mettilo dal lato, brava, così, adagio, fermati, fallo prendere, che la padella è un poco calda, così, brava, Là. Che c'ha qua questa? brava, ecco, non dovevi coprirlo, vai. Un altro lo metterei, metterei 3. Sì, sì, 3, mettili. Metto 4? Signor, 4, va bene. Signori, vi presento il mio sous chef. Mettiamo 5, dai. Basta. Basta. I filetti di pomodoro Allora, che stiamo preparando. quindi, conigli Oggi sono all'ischitana. onorato di avere come sous chef lei, Desiree, che ormai è diventata una cosa impressionante. Pensi un po'. Tu nel Ok, frattempo guarda che stai facciamo facendo? qua. Niente stai facendo. Facciamo Un'ora che così. tagli il pomodoro. Lo mettiamo qua Bene, allora, e allora abbiamo messo una rimanete alla pasta. il basilico è d'obbligo e l'origano è d'obbligo, per cui una spolverata di origano così, spezziamo delle foglie di basilico così, copriamo, Ah, vuoi coprire? Pensavo che la volessi Certo. saltare. copriamo il tutto, va bene Copriamo. anche quello così, copriamo e questo ci vuole anche sulla sua oretta. Quanto di ci vuole? cottura, Un'oretta? La sua oretta di cottura. Bene. Nel frattempo noi prepariamo la pasta, Sì. va bene? Allora, guarda che facciamo adesso. Prendiamo il bel ragù di coniglio che abbiamo fatto, E lo mettiamo in padella. Lo mettiamo in padella. Così senza niente? così. Lo scaldiamo, E diciamo. poi guarda che facciamo. Aggiungi la pasta. La pasta Y fatto. Questa la spegniamo e cominciamo a saltare così. Però si stacca dal fuoco e non possiamo farlo. Mi dai un altro po' del tuo ragù, per favore? Ma certo. Lo aggiungo? Sì, un cucchiaio e basta così Va per bene? adesso. Ok. Per adesso, just for this moment. Prendiamo un po' di acqua della pasta, mettiamo così, questo lo spostiamo, la mettiamo qua perché sennò non mi fa partire il fuoco. Guarda. Mamma mia, ragazzi. Saltatina? Saltatina. È pronta? Sì, dai. Tagliatelle sono all'uovo queste, no? Sì. Sai, l'altra volta ho fatto la pasta al cinghiale. Gli è piaciuto. Che dire, ragazzi? Che cosa devo Allora, dire? questa battuta non me ne posso prendere la paternità. Questo chi è è? il mio grande amico Ivan Fiore. Ivan Fiore. È sua, non dovevi È un altro scoprire. simpaticone come te, Ivan Esatto. Fiore, lo conosco. A posto. E impiattiamo? Sì. Picchio cappelli parri. Come, scusa? Picchio cappelli parri. Allora, Guarda. Quindi? avvicinesse. anche la pasta è pronta. Ci siamo quasi, eh? Una Vai. puntata dedicata al coniglio non l'avevamo mai fatta. Tutta coniglio no. Tutta coniglio no. E voilà. Aspetta, non ti catameare. Lo conosci il termine catameare? No, che vuol dire? Non ti muovere. È palermitano Sì. allora. Benissimo, ecco. Perfetto. Me la pulisci quella sporchità che Ma ho fatto lì? certo, ci vuole quella pezzetta che avevamo qua. No, ci vuole. Deve essere qua Guarda. così, va bene. Va Guarda bene che meraviglia che questa, c'è qua. Che era pulita. Ah, Guarda. questo è il coniglio all'ischitana. Quello è il coniglio all'ischitana. Impiattiamo anche il coniglio all'ischitana. Quella la Ecco metti lì. qua. E voilà. Le coniglio ischitanas. E prendiamo la cosciazza, le centrale, l'altro centrale. Questo qua. Questo lo mettiamo così.
and ciabasto. E voilà. Bene, un po' Cucchiaio grande, cucchiaio sughettino, grande. lo mettiamo? Cucchiaio grande, questo te lo regalo. A me? E guarda qua, vedi? Questo non è, era tutto quel pomodoro che abbiamo messo a filetti, guarda come è diventato. Ora dico io, Pazzesco. quando c'è la grazia di Dio, dico io. Aspetta, una cosa Una bontà, importante. che ti sei scordato, cosa? Una cosa importante. Un po' di basilico metti. Ma così, guarda. Spezzato che sale il Super profumo a profumato, contatto super con... profumato. Ma voi vi giuro, a casa non lo sentite questo No, odore, no. ma è spettacolare. È spettacolare. Allora, sì, siamo pronti. Togliamo tutto. Ci andiamo. E allora, mi dicevano che per questa puntata non c'è bisogno dell'assaggio. Vabbè, dai, un Dice minimo, che la cosa? gente si fida di noi, Un non minimo c'è lo bisogno di facciamo, assaggiare. un minimo, facciamo un minimo, dai. Facciamo un minimo. Un minimo di assaggio. Un minimo di assaggio. Cioè, senza esagerare. Senza Io ti esagerare. dico sì o no? Ah, perfetto. Sì o no che lo posso assaggiare o sì o No, che- sì o no, se va bene, cioè senza troppo commentare. Dico sì o no? Allora, Ah, ci andrebbe chiaramente il parmigiano, ma c'è un motivo tecnico per cui non No, ho messo io il non ne voglio parmigiano. parmigiano. Chiedimelo. perché non ci hai messo parmigiano? Perché non ne abbiamo. Ma Ce io lo non ne siamo volevo dimenticati. parmigiano comunque. Ce lo siamo dimenticati. Poi oggi ho un buco nello stomaco, non ho mangiato niente proprio. Buono. Sì. Sì. Sì? Perfetto. Ora passiamo al coniglio alla cacciatora. Prende il piatto, prende il piatto. Ma non c'è bisogno. Ti dico sì o no? Qual è la coscia? Qual è la parte più buona secondo Quella te? che vuoi. Questa? quella che vuoi. Sì, sì, questa La va bene. coscia? Non è la coscia questa. Che cos'è? Questa è tipo la spalla, la bistecca. Va bene, la quello cosa. che è. Sì, Sì. Ma sì, chi? non lo so. Ma sì, che cosa? Ok. Mamma mia. E ora andiamo all'assaggio, quello all'ischitana. Questo lo fanno a Ischia. No, l'ischitana lo fanno a San Pietroburgo. Dove lo fanno? A San Ischia? Pietroburgo. Tu perché l'hai fatto allora? Allora, no, c'è il coltello per tagliarlo. Puoi usare il coltello per tagliare. Ecco qua, ecco qua. Vuoi sapere qual è più buono? No, va bene così. Fra tutti e due? Sì, no, ma non Secondo troppo. me? No, sì, secondo te. Lo sta ammazzando di nuovo. Aspetta, Allora? Fammi Ragionare. curare meglio, sì. Appura. Ciao. Siamo finiti per oggi. Scusa, Ciao. ti devo dire qual è Dico io, meglio. lascia stare. Ciao! Siamo finiti. Non so scegliere, sai? Lo so. Non si capisce qual è più buono. Sono buoni tutti e due. Il coniglio seconda stagione. Coniglio all'ischitana. Un coniglio, 4 pomodori maturi grossi, uno spicchio d'aglio, basilico quanto basta, prezzemolo quanto basta, un bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Coniglio alla cacciatora. Un coniglio, 800 g di pelati, 2 cucchiai di farina, una cipolla bianca, sedano, carote all'oro quanto basta, rosmarino quanto basta, un bicchiere di vino bianco. Fettuccine al sugo di coniglio, 300 g di fettuccine, 350 g di macinato di coniglio, una passata di pomodoro, un soffritto di cipolla, sedano, carota e mezzo bicchiere di vino rosso.